genovese per elezioni, non essendo egli nato a Genova. È mancato nella nostra città nel 2023 ed era Saglietti un fotografo e un fotoreporter di fama internazionale, con uno sguardo particolare nei confronti dei ceti più bisognosi, più disagiati, con uno sguardo attento e sensibile verso l'umanità sofferente e in giro per il mondo, se si potesse dire questo. Proprio alla luce della sua elevata dimensione tecnica e culturale e umana è nato proprio un archivio fotografico a lui intestato, e di questo ci parlerà l'avvocato Montaldo. Grazie. Grazie e benvenuti a tutti e a tutti. Mi fa molto piacere essere qui e parlare di Ivo Saglietti, dell'archivio Saglietti, insomma di quello che ha lasciato come testimonianza fotografica dopo la sua scomparsa. Come è stato accennato, Ivo Saglietti, che era del 1948, era nato in Francia, a Tolone, si trasferisce poi giovane con la famiglia ad Alba e nel 68 diciamo era un momento, quindi aveva 20 anni nel 68, quindi momenti di grande rivoluzioni culturali e non solo. Incontra prima il cinema ma poi la fotografia e intuisce che la fotografia può essere un mezzo per raccontare il mondo. E ora io la faccio breve su questo perché poi voglio dedicare molto alle fotografie e le fotografie parleranno da sé. Diciamo il suo apprendistato nasce appunto negli anni della contestazione, poi si trasferisce a Parigi, ospitato all'epoca da Mario Dondero, che era un grande fotoreporter, figura di riferimento di tutti i fotografi della generazione successiva. Mario Dondero aveva circa 20 anni di più. E inizia a muovere i primi passi con piccole agenzie. Nel frattempo, in quegli anni, siamo ormai verso la metà degli anni 70, la fine degli anni 70, gli occhi del mondo si rivolgono in particolare al Sud America e all'America Latina, perché se ricordate bene, in quegli anni, dopo Cuba, ma lì la rivoluzione è riuscita, ma tutti i paesi dell'America Latina erano in subbuglio, c'erano movimenti di orientamento rosso, quindi leninista, maoista, o anche semplicemente socialisti moderati che cercavano di cambiare la società. Tutti quei paesi erano paesi in cui c'era sostanzialmente non c'era una dittatura, c'erano comunque dei governi dominati da una classe, da un'oligarchia molto ricca sostenuta dagli Stati Uniti. E iniziano a manifestarsi i primi colpi di Stato, tentativi di colpi di Stato, e quindi le guerriglie che vedevano da una parte movimenti appunto di estrazione di sinistra o estrema sinistra e dall'altra parte le truppe, diciamo, organizzate, finanziate, armate dagli Stati Uniti. Questo vale per quasi tutti gli stati del Sud America. E difatti Ivo Saglietti decide di farsi mandare, perché proprio era molto attento a quel tema, a farsi mandare come prima esperienza all'estero in Salvador. Vediamo se riesco ad andare avanti. Quello di destra. Ecco, vabbè, questa è una foto, scusate, la rimetto. Solo come introduzione, l'anno scorso, nell'occasione del primo anniversario della morte di Saglietti, si è tenuta a Genova, a Palazzo Grillo, magari qualcuno di voi l'ha vista, questa mostra, diciamo, antologica sul suo lavoro.
Io ho selezionato una serie adesso a seguire di immagini, di progetti che lui ha seguito, perché diciamo così, inizialmente la sua attività lavorava per le agenzie, lavorava per i grandi giornali tedeschi, americani, per cui doveva mandare le immagini, ma lui non aveva un vero controllo su queste immagini. In più i giornali gli chiedevano le foto a colori, perché in quegli anni andavano al colore, ma lui era un affezionato del bianco e nero. Lui intendeva esprimersi col bianco e nero e soprattutto dopo qualche anno ha intuito che quello che lui voleva fare non era la cronaca quotidiana, ma era impegnarsi in progetti a lungo termine, cioè in progetti che raccontassero non la cronaca minuta, per quanto interessante e drammatica, ma che dessero un respiro, diciamo, narrativo molto più lungo, e si è impegnato quindi in progetti lunghi, sempre con un grande spessore culturale e sociale, con un tipo di sguardo, come è stato accennato in precedenza, sempre rivolto alla parte povera, misera, alla parte sofferente dell'umanità. Comincio questa selezione portandovi una serie di immagini del Cile. Sappiamo tutti che il Cile era in quegli anni sotto il controllo di una brutale dittatura, che è quella di Pinochet, e lui riesce a farsi mandare in Cile per osservare la società cilena sotto la dittatura di Pinochet. Quindi qui iniziate a vedere alcune immagini di cui potete iniziare ad apprezzare anche la qualità stilistica e compositiva, no? Poi magari ci soffermeremo di più. Qui sono una prima serie di immagini, diciamo, che lui ha scattato nelle cerimonie ufficiali. Qui Pinochet, qui addirittura sapete che Papa Wojtyla fece una visita, che poi fu anche molto contestata, a Pinochet in quegli anni. Mentre fuori, come dire, infuriava la protesta. In un primo tempo era relativamente controllata, poi è stata più brutale. Lui stesso ha avuto anche problemi, nel senso che poi la polizia non ci andava tanto per il sottile, quindi non ci metteva niente a spaccarti la macchina fotografica e magari darti anche una manganellata in testa. Qui vedete, ecco, in questa foto che magari un osservatore così si limita a guardarla superficialmente, c'è una qualità compositiva importante, no? Questa diagonale di ragazzi che da sinistra verso in basso a destra formano una diagonale e le figure sono tutte staccate una dall'altra. Ecco, questo qui è un elemento fotografico, perché poi la composizione dell'immagine contribuisce a valorizzare l'immagine stessa e il contenuto dell'immagine stessa. Qui siamo nel periodo del plebiscito che si doveva tenere a favore o meno di Pinochet. Questo è stato il suo primo progetto a lungo termine, che si è tradotto poi in un libro che fu il suo primo libro, che si chiama, insomma, anche se poi è esaurito da tempo, Il rumore delle sciabole. Qui c'erano il fenomeno dei desaparecidos, che è stato terribile in Cile ed è stato terribile poi anche in Argentina. E queste sono le famose madri che andavano a protestare tutti i giorni, sorelle degli scomparsi, di cui ancora adesso in gran parte non si sa niente. Questa è sempre un'immagine, anche qui ne potete apprezzare la qualità compositiva.
Dal Sud America Ivo Saglietti, cioè andato, lui non l'ho detto prima, lo dico adesso, prima ancora di andare in Cile lui arriva in Sud America, in Salvador. C'era allora una feroce guerriglia, arriva il giorno dopo l'uccisione del cardinale Romero, non so se vi ricordate. Il cardinale Romero veniva ucciso in chiesa celebrando la messa. È stata una brutale guerriglia. Da Salvador si è mosso in Nicaragua, dove c'erano analoghi movimenti, e da lì si è mosso per esplorare gli altri stati. In particolare, per quanto riguarda Haiti, adesso lo vediamo, lui aveva iniziato un progetto a lungo termine che intendeva raccontare la via degli schiavi, quindi partendo dall'Africa, gli schiavi che poi erano stati portati nelle isole dei Caraibi per lavorare come schiavi, poi sono arrivati anche negli Stati Uniti. E in particolare ha fatto un lavoro sui tagliatori di canna da zucchero, i cosiddetti braceiros. Era personale di disgraziati che sotto la minaccia delle armi, in gran parte o comunque per una modesta paga, questa è quella che lui dice: io ho messo questa foto perché volevo fotografare quello che vede un tagliatore di canna da zucchero per tutta la sua giornata. Qui vedete a cavallo un guardiano armato che vigila che tutto avvenga in maniera coerente o comunque che non si creano. Poi ovviamente il lavoro minorile era la regola. Vedete un bambino che succhia la canna da zucchero per avere un po' di energia, evidentemente. E poi l'umanità di questi braceiros che lavoravano per una quantità di ore incredibili e poi si riunivano per la paga settimanale. Questa è una foto molto, molto bella, molto buona, che non solo... E tra l'altro è una foto molto difficile anche da realizzare. Tenete conto che allora si lavorava solamente a pellicola, però è una foto con un controluce molto forte, perché c'è un sole molto forte dietro, e nonostante questo la fotografia è interamente leggibile, cioè i volti delle persone sono leggibili, e non è una cosa facile, perché normalmente il viso verrebbe nero, verrebbe molto scuro. Quindi lui aveva anche una grande qualità fotografica, e uno degli altri, questa è una cosa che dico, lui non tagliava mai le proprie immagini, cioè l'immagine o era buona o non era buona, ma non in fase di stampa, non so come dire, in fase di stampa. Adesso lo si fa con i programmi ovviamente di elaborazione delle immagini digitali, ma spesso venivano fatti dei particolari, cioè si stampava solo una parte della fotografia o la si riduceva. Invece lui, vedete che le sue fotografie hanno tutto un bordino nero. Il bordino nero è esattamente il limite del fotogramma, quindi lui sotto questo profilo era abbastanza integralista, diciamo, seguiva quello che era la guida suprema dei fotografi dell'epoca, che era Cartier-Bresson, che aveva questo tipo di atteggiamento e di attitudine, che poi è stato anche superato. Ecco, non era un Vangelo, però voglio dire, molti si attenevano a questo tipo di ecco, spesso nelle fotografie trovate un elemento di divisione del piano in 2 o in 3 parti, un palo, un albero, che effettivamente ha poi una sua ragione anche tecnico-compositiva. E io mi stupisco sempre guardando queste immagini, io che fotografo come tutti ormai in digitale, e magari lui la foto lì ne ha fatte 1, massimo 2, magari col digitale se ne fanno 6, 7, 8, 10, poi magari esce quella buona, ma lui ne faceva 2 e una di quelle era buona. Questa è la qualità dei fotografi di quel periodo. Qui sono sempre il racconto dei braceiros, cui lui ha fatto poi diverse mostre su questo profilo.
Questa è una foto che è stata esposta tra l'altro anche a Genova, è una bambina che lavorava dalla mattina alla sera in un mercato del carbone di Port-au-Prince, e che lui ha raffigurato in questa posa un po' strana, un po' curiosa. È una foto che ha avuto molto successo, viene sempre molto apprezzata anche perché incuriosisce molto. E una fotografia è buona se incuriosisce, se non racconta tutto, se tutto non è chiaro. È un più per la fotografia, cioè deve indurre l'osservatore a cercare di capire, e a intuire, immaginare o anche lasciare dei punti oscuri. Questa è un'altra foto di cui sono dei ragazzi che giocano su delle bare, su delle tombe di un cimitero. Ma guardate la dinamicità di questa foto, il gioco delle ombre, e non c'è mai una figura che copre l'altra, e anche questo è una grande qualità di questa fotografia. Trovava il tempo anche per qualche ritratto, anche se lui non era un ritrattista, ma qua i ritratti che ha fatto sono sempre stati molto interessanti, ma non ha mai fatto veramente una carriera come ritrattista. Sono fotografie di ritratti che però raccontano un pezzo di mondo. Queste due foto accanto raccontano un bracero, comunque una persona molto umile da una parte, e dall'altra parte invece c'è una persona di colore anch'esso, ma inserito nella società, con tutti i simboli. Vedete il vestito bianco, vedete soprattutto il divano, e vedete anche il bastone col pomolo di argento. Haiti è uno dei paesi più disgraziati della terra, oggi forse ancora più di ieri. In pratica non c'è un governo, il paese è in mano alle bande criminali, alle gang. C'è un tasso di violenza impressionante, in più è un paese che è anche stato devastato da dei fenomeni terremoti terribili, uragani, ed è la stessa isola dove c'è Santo Domingo, perché è la stessa isola e da una parte c'è Santo Domingo. Molti di questi braceiros di cui ho parlato prima vengono da Santo Domingo, andavano ad Haiti a lavorare insomma, a tagliare la canna da zucchero. Quindi differenze sociali enormi, molto più degli altri paesi, perché sostanzialmente è un paese abbandonato a se stesso, cioè c'è soltanto qualche presidio dell'ONU, ma recentemente ho saputo che sono addirittura andati via perché erano sotto la minaccia delle armi. Mentre era ad Haiti, Ivo racconta che ha incocciato un corteo di camion che si dirigeva all'interno della foresta, poi raggiungeva una radura. Incuriosito ha seguito questa colonna. E cosa succedeva? C'erano le truppe americane per qualche ragione in quegli anni lì, scaricavano scarti, rifiuti di cibo e di altro in una discarica a cielo aperto. Gli haitiani sapevano che questo avveniva e si riunivano in grande quantità aspettando che i camion americani scaricassero questa immondizia e si avventavano su questa immondizia cercando di recuperare qualcosa da mangiare, qualcosa da trovare, da condividere. E sembra proprio simbolico, no? Della civiltà occidentale ricca e opulenta e dell'altra parte dell'umanità invece abbandonata a se stessa, che cerca di tirar su qualcosa dai rifiuti dell'altra parte del mondo. Questa è una mostra che lui ha poi fatto a Milano durante l'Expo, che era l'Expo di Milano di qualche anno fa, che era dedicata al cibo. E quindi, come dire, in maniera anche un po' provocatoria aveva proposto questa mostra,
si chiamava Cacciatori di cibo. Tutto quello che vi sto raccontando l'ho appreso da lui, in quanto non l'ho detto prima, ma poi vi farò vedere. Io ho scritto insieme a lui una biografia, nel senso che ho raccolto le sue testimonianze e le ho poi tradotte e abbiamo unito le fotografie e ne è stato fatto un libro che è qua, poi ve lo mostro. Per cui, come dire, sono informazioni che ho di prima mano raccolte da lui. Haiti è stato secondo me ha fatto delle cose straordinarie da Haiti come pochi, perché poi c'è tutto il fenomeno nella società, è governata dal voodoo, perché ci sono le pratiche di voodoo, per cui lui ha seguito alcuni rituali, questo è uno di quelli, in cui avvengono questa sorta di sabba con alterazioni anche della psiche, ed è un mondo. Io ovviamente ho fatto una selezione minima di immagini, ma ci sarebbe solo di questo a fare una mostra solo su questo. Restiamo in Sud America, e in Sud America, in Perù, dove anche lì c'era una guerra civile durissima, lui vince il suo primo grande premio, World Press Photo. Il World Press Photo è il più importante premio di fotogiornalismo al mondo, legato proprio al fotogiornalismo. Ci sono diverse sezioni e vengono premiate le migliori fotografie o serie di fotografie. Questa e le altre hanno vinto. Lui vince questo nel 1989, mi pare, il primo World Press Photo. Questi sono gruppi di contadini armati. Tenete conto che lui ha sempre fotografato con un obiettivo 35 mm o al massimo 50. Vuol dire che non è un obiettivo che avvicina le immagini, è un obiettivo che bisogna stare vicini ai soggetti, per cui lui era circa 30 centimetri da questa scena. Lui è sempre stato molto vicino ai soggetti che fotografava. So se è molto utilizzata, anche un po' abusata, la famosa frase di Robert Capa che diceva: se la foto non è buona è perché non sei andato abbastanza vicino. E Robert Capa era uno che andava sicuramente molto vicino ai soggetti, rischiando anche la vita. Qui alcune foto sempre di questa serie sul Perù. Qui notate la separazione, perché io, come dire, osservo il contenuto, ma mi affascina molto la forma, e la forma che non è quella di un pittore che ha tutto il tempo per mettersi lì e realizzarla, è una frazione di secondo. E sono cose che uno ha introiettato nel tempo e poi in quello scatto viene racchiusa anche quindi la divisione del piano in questo modo, con un soggetto a sinistra che sta esattamente nella parte di parabrezza e la pistola che sta nel terzo senza neanche toccare il limite. Cioè sono cose che magari uno non ci pensa, ma arrivano in qualche modo all'osservatore. Anche qui, dicevo prima, c'è sempre un palo, due pali, qualcosa che divide il piano. Anche questa è una foto molto interessante. Poi uno capisce che dal sottotitolo, adesso qui i titoli non li ho portati, è un cimitero, ci sono questi due ragazzi, queste persone che evidentemente aspettano qualcuno che arrivi in questo cimitero che sta alle loro spalle. È anche una foto un po' enigmatica, tipo, le foto buone sono le foto che lasciano qualcosa di inespresso, di non raccontato. Un altro dei temi a cui Ivo era molto legato era ovviamente la Palestina, perché essendo lui, come dire, sempre dalla parte dei sofferenti, evidentemente la Palestina era un suo territorio d'elezione. Ci è andato per tantissimi anni. Questa è un'immagine di Gaza, ma non di Gaza di oggi, di Gaza del 30 anni fa, 25 anni fa, adesso forse è anche peggio, però insomma lui quelle storie le ha sempre raccontate.
e diciamo come molti fotografi, perché sono molti fotografi che hanno raccontato la Palestina, molti anche rischiando la vita, vedete qui è in mezzo ai ragazzi, uno c'ha in mano una pietra, cioè, quindi lui è sulla scena, in quel momento lui è sulla scena. Ci sono altre foto in cui è dietro, è davanti a un soldato israeliano col mitra spianato, e gli incidenti nei confini, nei checkpoint erano molto frequenti, quindi difatti lui nella sua carriera è stato anche ferito 2 volte e una terza volta ha rischiato in un modo peggiore, magari poi ve lo racconto, di essere mitragliato. Sempre foto della Palestina. Anche qui vedete il taglio di questa fotografia è molto particolare, no? Solo le 3 teste, in secondo piano altre figure umane, in terzo piano la figura, la riga delle case e poi le nuvole. Sono tutti elementi, in questo caso orizzontali, che contribuiscono a dare una buona immagine. Magari uno non ci riflette, però gli arriva la qualità dell'immagine, almeno per me è così. Questa è una foto estremamente simbolica, un ulivo e dall'altra parte il famoso muro di divisione che si trova in Cisgiordania. Tra l'altro una delle cose che i coloni israeliani stanno facendo adesso è proprio segare gli ulivi, che sono una delle fonti di sostentamento dei palestinesi. Donne che raccontano insomma le vicende della famiglia, dei figli. Questa è un'altra foto molto particolare, anche lui, Ivo, era molto bravo a fotografare anche in verticale. Non tutti i fotografi amano il verticale o sono in grado di usarlo in maniera efficace, lui invece lo faceva con grande qualità. Riusciva a vedere la verticalità e a restituirla attraverso le fotografie. Se questa foto fosse orizzontale sarebbe niente di che, E qui, anche qui, vedete il movimento, la dinamicità, vedete che anche qua le figure sono una distante dall'altra, non si coprono a vicenda. In questo caso il fotografo fa un'operazione di selezione delle immagini e aspetta che si formi l'immagine, come in quella foto prima dei ragazzi che saltavano sulle tombe. Il fotografo aspetta il momento in cui scattare, perché in quel momento si è formata l'immagine che lui vuole, e magari aspetta delle ore. Infatti si dice che il fotografo deve avere molta pazienza, oltre che buone scarpe. Qui siamo ai funerali di Arafat, che è stata forse la penultima volta in cui lui è stato in Palestina. Questi sono gli elicotteri che arrivano con la salma di Arafat. Cambiamo tema, ma siamo sempre su temi tristemente drammatici. Srebrenica, immagino che tutti conosciate la vicenda, ma vale la pena di raccontarla brevemente per chi non... Nel 95, durante la guerra in Bosnia, si fronteggiavano le truppe del generale Mladic serbo, c'erano le truppe dei caschi blu dell'ONU e c'erano i bosniaci di fede musulmana, ma tenete conto che erano tutti paesi che facevano parte della Jugoslavia, cioè erano tutti fratelli, o almeno avrebbero dovuto. Quando poi la Jugoslavia si è sbriciolata, gli odi sotto la cenere sono riemersi. A Srebrenica nel 1995, che poi è dall'altra parte Srebrenica è dall'altra parte dell'Adriatico, voglio dire, cioè mentre noi facevamo il bagno sulle coste dell'Adriatico, avveniva, quello sì, veramente un genocidio su cui non ci sono dubbi,
venivano massacrati 8.700 erotti bosniaci maschi di religione musulmana dalle truppe del generale Mladic, che sostanzialmente convince le truppe dell'ONU, che poi sono state condannate, erano i caschi blu francesi e olandesi, che hanno consentito che questa massa di persone consegnasse le armi, venisse racchiusa in un compound che avrebbe dovuto proteggerli, ma poi sono stati minacciati dalle truppe dell'ONU, dalle truppe di Mladic, e c'è stato questo massacro terribile che è durato 3 giorni, in cui sono stati inseguiti nei boschi, sono stati sparati, uccisi tutti questi ragazzi, giovani, uomini, eccetera, e poi, per rendere ancora più complicato il riconoscimento, per giorni con le ruspe hanno spianato il terreno, hanno spostato i resti umani in modo tale che per cercare di nascondere questa pulizia etnica. Anni dopo la fine della guerra, grazie a un'agenzia dell'ONU e altre istituzioni, è stata fatta una minuziosa e incredibile opera di ricostruzione, tanto di raccolta dei resti umani e di individuazione attraverso il DNA delle identità dei soggetti morti, per restituirli poi alle famiglie. E ogni anno dal 2008-2009 venivano restituite nelle giornate del 15 luglio, 15-16 luglio, le salme. Qui vedete le ossa che venivano poi catalogate per cercare di lavorarci sopra con il DNA, per poi cercare, attraverso il DNA prelevato dalle famiglie viventi, di ricostituire l'identità. E quindi dicevo, nella metà del mese di luglio ogni anno si tiene una cerimonia dove vengono restituite le ossa, le bare, in queste bare verdi, che il lutto per i musulmani è di colore verde, dei congiunti, e c'è questa grande cerimonia. In questo grande capannone vengono raccolte tutte queste centinaia e centinaia di bare, le potete vedere qui. Questa è una foto con cui lui ha vinto un altro WordPress Photo. Queste 2 donne nella mattina che sono recate, perché poi io ho avuto anche occasione di vederla questa cerimonia, perché con lui ho fatto, e altri, un workshop di fotografia, non nel 2011, qualche anno dopo, e sono una quantità incredibile. Ormai non dovrebbe essere finita questo tipo di cerimonia, perché non hanno più resti da restituire, però viene comunque fatta, c'è un sacrario e viene fatta una cerimonia. Quindi torna quella verticalità, qui è anche la capacità di giocare con le ombre, con le luci. Dopo questa cerimonia i morti vengono, insomma, le bare vengono seppellite, e tuttora c'è questo sacrario, quindi voglio dire, è un tema anche questo molto spesso, diciamo. Poi lui la Bosnia l'ha visitata ulteriormente, la Bosnia e i Balcani erano un po' il suo chiodo fisso, un po' un'ossessione per lui. Difatti lui in Bosnia e nei Balcani, in Serbia, in Croazia ci tornava quasi tutti gli anni, poi non è riuscito a portare a termine il lavoro, ma ha raccolto un materiale interessantissimo di cui poi faremo probabilmente anche una mostra sui Balcani. Sempre stando sui Balcani, lui ha lavorato molto anche in Kosovo durante la guerra del Kosovo, e ha seguito, anche qui ci sono immagini che poi sono anche abbastanza iconiche, no? Vedete la moschea dietro e tutta questa riga di profughi che scappa, in questo caso ovviamente dalle truppe serbe.
cercando di trovare un riparo poi in Albania. Queste fotografie sono fatte al confine, più o meno al confine tra a Kukës, al confine tra Kosovo e Albania, e le persone scappavano con quel poco che riuscivano a portarsi dietro. Anche qui notate, oltre il contenuto, anche la qualità, come dire, compositiva e più specificamente fotografica. Quindi lui entrava nelle situazioni. Elicotteri americani, e poi riusciva anche a soffermarsi sui momenti, diciamo, meno drammatici, perché anche nella drammaticità di questa situazione questi gruppi di profughi riuscivano a trovare un momento per svagarsi. Qui c'era una danza con degli strumenti locali o addirittura una partita di calcio, perché lui non era un fotografo da prima linea, cioè non era uno che stava sulla linea del fuoco, era un fotografo che raccontava quello che sta un po' dietro, la vita. Infatti questi sono progetti che durano anche anni, perché poi lui in Bosnia ha continuato ad andare. Lui poi era socio di un'agenzia tedesca, lui ha lavorato molto con la Germania e anche per questo forse è meno conosciuto in Italia di quanto avrebbe meritato in vita, perché nell'ambiente della fotografia è considerato un grandissimo fotografo, ma il grande pubblico lo conosce un po' meno. Poi lui per carattere non era uno che si autopromuoveva, e quindi il suo lavoro sto cercando io e l'associazione che ho fondato di promuoverlo, di raccontarlo attraverso questo suo ricco archivio. Lui è tornato con questa agenzia tedesca di cui parlavo, hanno quasi adottato una famiglia kosovara e tornavano ogni anno a raccontare la vita di questa famiglia che aveva ripreso la sua vita. Anche questa è una di quelle foto di questo movimento strano di questa bambina. Questa è la raccolta dei peperoni in Kosovo, però ecco, l'orizzonte storto, che fotograficamente sarebbe a rigore un errore, cioè se uno porta una fotografia così in un circolo fotografico viene insultato. Te la fa un grande fotografo e c'è dietro quella cosa lì, va benissimo, ovviamente. E questa è una di quelle foto che così incuriosisce, no? Perché quel movimento, chi lo sa che movimento era, magari solo un movimento che non aveva un senso particolare, ma inserito nella fotografia lascia, no, delle curiosità che fanno quella una buona fotografia. Ho preso anche un lavoro non era piccolo, ma di cosiddetto corporate, i lavori che i fotografi fanno su commissione. E gli avevano, la Lavazza, nei primi anni 2000, gli aveva commissionato un lavoro sul caffè. Non so se avete fatto caso che le grandi, spesso la Lavazza, ma anche altre aziende importatrici di caffè, spesso utilizzano la fotografia. Lo fanno anche vantando più o meno un certo rispetto della manodopera, la solidarietà verso i lavoratori, eccetera eccetera. La Lavazza gli affida questo lavoro con cui lui avrebbe dovuto raccontare il lavoro, voleva raccontare le piantagioni di caffè, eccetera. Solo che lui col suo tipo di sguardo si è concentrato, lui ha preteso di avere libertà di movimento e gliel'hanno data. Poi però ha portato a casa un lavoro che come dire, metteva in evidenza più il lavoro delle persone che in qualche modo erano anche sfruttate, piuttosto che tutta la mistica sulla solidarietà, il commercio ecosolidale che la Lavazza, come altre aziende, voleva rappresentare. Difatti questo lavoro non è stato utilizzato dalla Lavazza, gli hanno pagato ma non li hanno utilizzato perché, come dire, non premiava esattamente il tipo di obiettivo che loro volevano perseguire.
Siamo verso la fine di questa selezione. Marinai perduti. Allora, Marinai perduti è il titolo di un libro di Jean-Claude Izzot, scrittore marsigliese, famoso per la trilogia di Montale, che lui amava molto. Lui appunto ha vissuto è nato a Tolone, ma ha vissuto anche a Marsiglia ed era un ammiratore della cultura francese. Lui era aveva sempre un libro francese in mano, parlava il francese, amava la Francia e amava quella Francia anche un po' medio orientale, un po' gitana, quella Francia del sud, la Francia mediterranea, per cui Jean-Claude Izzot era uno dei suoi autori di riferimento. E la storia di Marinai perduti, per chi non la conosce, racconta un fenomeno tuttora esistente, che è quello dei marinai che restano imprigionati sostanzialmente sulle navi la cui la proprietà della compagnia fallisce o va insolvente. Questi sono tutti dei poveracci che vengono per lo più dal Bangladesh, dalla Malesia, da paesi dell'Oriente, non hanno una lira, nessuno li paga più, la nave è bloccata perché è sotto sequestro in un porto, per cui loro sono sostanzialmente dei prigionieri su queste navi, dei prigionieri che perdono completamente il senso di quello che fanno, perché il marinaio è fatto per andare per mare, invece restano sostanzialmente abbandonati in una specie di tempo sospeso su queste spesso vecchie carrette, anche per mesi, anche per anni. E la storia che ha raccontato Izzot, Ivo l'ha voluta raccontare andando a fotografarla, e quindi ha trovato è un lavoro che anche lì sarebbe durato anche di più. Lui ha trovato due navi, una ormeggiata a Marghera e l'altra a Napoli, in cui racconta in qualche modo la vita di questi marinai che restano confinati su queste navi, mettendo, come dire, le fotografie dei loro cari per cercare di in qualche modo averli vicini. E stavano anche, ripeto, alcuni mesi in questo tempo estraniato, in questo tempo sospeso, e su questo ci sarà probabilmente una mostra. Non poteva mancare il lavoro sui migranti. Lui è stato uno dei primi a occuparsi di migrazioni, addirittura all'inizio, quando le migrazioni, ancora prima che dal Nord Africa, venivano dall'Albania. Vi ricordate il periodo dell'Albania, degli sbarchi? Poi l'Albania è molto vicina, addirittura lui aveva fatto un percorso con i migranti da Durazzo fino al canale di Otranto, fino ad Otranto. E qui io le ho montate, insomma, così. Queste sono barche con cui i migranti tentavano, spesso senza riuscire, la traversata del canale di Sicilia. Venivano identificati, insomma, la prassi che ben conosciamo. Però queste sono foto fatte all'inizio del fenomeno migratorio. Questa è un'altra foto straordinaria. Questa è una foto, dire il contenuto dice poco, è una persona all'interno di un autobus che sta per essere trasferito in un centro di CPR, di permanenza, eccetera. E si vede l'ombra di un soldato, insomma di qualcuno delle forze dell'ordine, ma vedete bene il gioco delle mani, il richiamo, il volto così un po' fosco e l'ombra, la silhouette del militare. Qui siamo ai Domeni, invece, in Macedonia, che è stata una delle grandi rotte terrestri, la rotta balcanica cosiddetta. Quindi lui ha seguito per molti giorni questi punti di passaggio in cui queste frotte di disperati si accampavano cercando di superare i fili spinati, i blocchi, eccetera, eccetera.
Vedete anche in questo caso, vedete due pali, un palo da una parte e uno dall'altra, della divisione del piano in 3 elementi. È un elemento compositivo che aiuta, perché se non ci fossero la fotografia non sarebbe così interessante. In Bosnia, dicevo, qui c'è un errore in 200, evidentemente è un 2000. In Bosnia lui c'è tornato spesso per quel lavoro sui Balcani di cui stavo parlando prima, e questo è un lavoro un po' diverso perché non è tanto sulle persone quanto sui luoghi, sul paesaggio, ed è realizzato con una macchina cosiddetta panoramica, quindi vedete il formato è un formato lungo e stretto. Anche qui vedete il palo che divide in due, poi vedete un animale, un cavallo da una parte, un cavallo dall'altra, 2 covoni, e 2 elementi, la duplicità degli elementi che si riproduce. Qui vedete di nuovo la verticalità, in questo caso inserita però in una foto orizzontale, no? I 4 cipressi, le 3 aste delle bandiere, l'altro albero, e qui è il gioco tra gli elementi orizzontali e gli elementi verticali. Poi ovviamente c'è il contenuto, quello lo vedete da voi. Però questo è un lavoro in cui la forma ha molta importanza. Ovviamente queste sono le conseguenze della guerra, quindi cimiteri ovunque, cimiteri improvvisati sulle sponde dei fiumi. Addirittura a Sarajevo avevano utilizzato il campo sportivo per seppellire i morti durante l'assedio di Sarajevo. E qui vedete anche qui, no? Il minareto verticale, i cipi funerari. E concludo con un ultimo lavoro molto interessante, di tipo diverso. Ivo Saglietti non era un credente, ma aveva una forte spiritualità e conobbe padre Paolo Dall'Oglio, con cui intavolò un fortissimo rapporto, una comunione spirituale. Paolo Dall'Oglio, per chi non lo sa, è stato un gesuita che ha restaurato un monastero in Siria, nel deserto della Siria, e lo ha fatto rivivere come monastero multireligioso, nel senso che si basava, il criterio era quello dell'accoglienza, e pregavano, facevano attività insieme cristiani, cattolici e ortodossi e musulmani. Quindi una cosa straordinaria se ci pensate in questi tempi. E in più uomini e donne, quindi c'erano sia uomini che donne. Questo è stato poi tradotto in un libro che si chiamò Sotto la tenda di Abramo. La tenda sarebbe questa, questo poggio che si affaccia su quel deserto che mostravo prima. Questo è stato oggetto di 2 libri, uno editato anche recentemente che è già esaurito e forse verrà ristampato. Ecco, qui vedete padre Paolo Dall'Oglio con una serie di circondato da altri monaci e monache anche di religione musulmana. In questo monastero Ivo c'è stato più volte per lunghi periodi e si svolgevano una vita anche spensierata, allegra, in qualche modo c'era la preghiera, c'era il lavoro e c'erano anche momenti di condivisione, momenti di svago, di musica. Padre Dall'Oglio, per chi non lo sa, è stato sequestrato nel 2013 e di lui non si è più saputo niente. Si suppone che sia stato
cioè che sia stato sequestrato si suppone, e che sia stato anche ucciso evidentemente. Negli ultimi giorni, quando è caduto adesso il regime di Assad, la Siria sta vivendo un nuovo corso, è emersa la possibilità, forse hanno individuato degli resti che qualcuno voleva attribuire a padre Dall'Oglio, ma la sorella, che io conosco perché poi sono in contatto sia con lei che con Francesca Peliti, che è quella che aveva pubblicato il primo libro di Saglietti, che ha fondato un'associazione Amici di Marmusa, e sono molto attivi, escludono che possa essere lui. Ed è stato un rapporto, ripeto, da lui non credente con invece un credente però di grande apertura mentale. Pensate appunto all'idea di restaurare un monastero e dedicarlo a più religioni e al genere maschile e al genere femminile insieme. Era qualcosa che l'ISIS non poteva tollerare, e il regime siriano dell'epoca neppure, per cui a un certo punto fu fatto sparire. Qui vedete padre Paolo Dall'Oglio con alcuni monaci o frequentatori questo racconta proprio, no, che è stato utilizzato molto, anche viene spesso utilizzato quando si parla di padre Dall'Oglio, questa fotografia, no, per raccontare la comunione che va al di là del credo religioso, no? Era un uomo di grande cultura, parlava un arabo straordinario e di grande accoglienza. E c'è uno scambio epistolare che è stato pubblicato nel libro, molto toccante tra i due, quando ormai probabilmente padre Dall'Oglio sapeva che l'ultimo viaggio, che era in Italia, Ivo voleva andare con lui e lui gli ha detto no, guarda, non venire, perché gli ha detto che non era il caso, e poi è sparito. E concludo con questa immagine che è una sorta per me di autoritratto, perché Ivo non era uno che si metteva in mostra, l'ho già detto prima, però infatti è un selfie, diremo oggi, ma non fatto alla moda dei selfie. Lui con una macchina fotografica nella polvere che fotografa la propria ombra, ed è una foto molto simbolica che io ho utilizzato anche come simbolo dell'associazione che ho fondato. Se avete voglia a questo punto, e forse avete anche la curiosità di sentire lui parlare, vi farei sentire per concludere un'intervista che è stata fatta presso la casa editrice Postcard, dove è stato pubblicato il libro di cui vi dicevo prima, che poi vi faccio vedere. Possiamo farlo andare, così sentite dalla sua viva voce anche che persona era. Grazie. Come nasce questo libro? Questo libro nasce fondamentalmente grazie all'amicizia di Federico Montaldo e grazie anche all'amicizia di Claudio Corrivetti. Sono stati loro che hanno insistito. Personalmente ne avrei fatto anche a meno, ma adesso che questo libro è qui davanti a me e lo vedo e lo sfoglio e lo leggo, scopro che con gratitudine, che devo della gratitudine a loro due, perché senza di loro sicuramente questo libro non ci sarebbe. E oggi ne sono felice,
l'ho sfogliato già ieri sera per la prima volta, ho rivisto un po' una buona parte della mia vita, no? Una buona parte della vita che io ho fatto, no? Quella del camminare lentamente, che è una cosa a cui io tengo particolarmente, no? Di prendere le corriere, i traghetti, viaggiare per le strade provinciali invece che per le autostrade, ma soprattutto il camminare dal mattino alla sera, no? Con un oggetto addosso che comunemente si chiama macchina fotografica. E quindi è anche abbastanza commovente rivedere una parte della propria vita stampata, no? su dei fogli di carta, no? Rivedere queste fotografie, queste immagini che sei riuscito a fare, questo aver rinchiuso dentro un rettangolo di carta la vita degli altri, ma anche delle emozioni, degli istanti di umanità. Basta, no? Poi quello che secondo me è importante nella vita in generale, ma a livello individuale direi che sono anche poi delle scelte molto radicali. Ho vissuto un periodo piuttosto fortunato in cui lavoravo per un'agenzia francese e lavoravo molto per i giornali, soprattutto per giornali tedeschi e americani. Quello che mi inquietava un po', ecco, anche lo sguardo inquieto, era il fatto che io facevo le mie fotografie, le spedivo, dopodiché perdevo assolutamente il controllo, no? Questa era la prima ragione dell'inquietudine. La seconda ragione è che io volevo fotografare in bianco e nero e i giornali le foto in bianco e nero, a parte Der Spiegel in Germania, non le voleva nessuno. Così sono arrivato al punto in cui ho deciso che il lavoro per i giornali diventava marginale e l'idea principale della mia vita è che io lavoravo in bianco e nero soprattutto con dei tempi lunghi, no? Insomma un po' l'idea del progetto fotografico a cui io tengo molto, e quindi il primo progetto lo faccio in Cile, trovo un finanziamento di un sindacato di metalmeccanici di Milano, una persona molto intelligente che mi disse: il progetto ci piace, volevo andare a fotografare come si vive all'interno di una dittatura, e il Cile era il posto che mi interessava di più, anche perché il golpe in Cile ha ferito molto le nostre coscienze di comunisti, non lo so, ma comunque di sinistra, di persone di sinistra. Dovevo fermarmi 3 mesi e poi alla fine in diverse tappe ci sono rimasto 2 anni, no? 2 anni in cui poi viaggiavo in Salvador, viaggiavo dove c'era un conflitto piuttosto brutale, no? O in Nicaragua o in Libano, in quel periodo andai anche in Libano. Però il bianco e nero è la vera, secondo me, è la mia vera immagine, la mia vera fotografia, no? Il bianco e nero, no? Questi 2 colori che alla fine, come ha detto qualcuno, sono i colori della speranza e della disperazione. Ecco, io così vedo il mondo, tra speranza e disperazione. Nella mia vita ci sono 2 tipi di libri che io amo particolarmente. Sono ovviamente i libri di scrittura, no? Di letteratura o dei saggi, e poi ci sono i libri fotografici. Per quanto riguarda la letteratura, direi che alcuni autori sono stati determinanti, alcuni, almeno uno io lo considero quasi come un padre mio spirituale, che è Albert Camus, no? Di cui ho letto e riletto libri e mi sono portato dietro in viaggio spesso i suoi libri. E poi ci sono i libri fotografici, e questa è una grande passione che è nata un po' grazie a un amico fotografo che è Fausto Giaccone. È lui che mi ha portato a rovinare la mia vita comprando libri fotografici.
però ne sono felice, no? Sfogliare un libro fotografico secondo me è una delle più belle esperienze che si possono vivere, no? E per anni, quando ero a casa, io ogni mattina mi svegliavo, dopo il caffè mi sfogliavo un libro di fotografia, no? Di questi autori importanti per la storia della fotografia, da Cartier-Bresson a Robert Frank, a Kertész, e mi accorgo a volte che alcune mie fotografie sono delle citazioni, no? Nel libro c'è una fotografia che ho scattato a Cuba di un uomo che dorme su una panchina, perché quell'anno mi ero portato dietro una copia del libro di Walker Evans, Havana 1933. E così nei momenti liberi andavo a cercarmi luoghi dove Walker Evans aveva scattato queste fotografie. E un giorno passando, camminando, vedo quest'uomo sulla panchina. È stata una folgorazione, perché nel libro di Walker Evans c'è praticamente la stessa fotografia, no? Però sfogliare un libro di fotografia, ecco, io vorrei veramente che diventasse una passione universale, no? Che tutti sfogliassero libri di fotografia, no? Anche per avere una cultura del mondo che i grandi fotografi ci hanno dato, no? Ora questo veramente sarebbe un bel sogno, no? Se si realizzasse. Soprattutto per Claudio Corrivetti, che finalmente venderebbe migliaia di copie. Poi se volete tagliarlo, va bene. Non lo so. Quello che posso dire adesso io che ovviamente ho avuto fortuna e privilegio nell'aver trovato una via diversa, no? Da quella che tutti si aspettavano da me. Io sono figlio di operai, non è che sono figlio di... E credo che il sogno di mio padre e di mia madre fosse non che io facessi l'operaio, ovviamente, no? Ma che io trovassi un lavoro sicuro, un impiego, no? E facessi carriera così, no? Da impiegato semplice fino magari a direttore, no? Della fabbrica o degli uffici in cui io lavoravo. Ecco, loro penso che si aspettassero che io diventassi un dirigente. In realtà io non faccio perfino fatica a dirigere la mia vita, figurati se posso dirigere la vita di tante altre persone. E quindi niente, è stato veramente proprio un po'... Sì, c'è stata questa fortuna, questa fortuna di trovare un'altra strada nella vita, no? Questo è stato veramente, per me è stata veramente fortuna. Certo, mia madre quando ero piccolo ogni settimana mi faceva fare una fotografia, no? Questo può darsi che abbia in qualche modo, no? Questo oggetto oscuro, perché andavamo in uno studio di un fotografo Novarot, che esiste ancora anche se non c'è più il vecchio proprietario, e io mi sedevo su una sedia e vedevo davanti a me questa enorme scatola con un telo nero, no? E forse questo può in qualche modo essersi fermato nella mia coscienza e poi quando finalmente ho scoperto che si poteva con la fotografia viaggiare, conoscere, emozionarsi ed emozionare, ecco, in quel momento la scelta è stata fatta, no? Tutto un po' legato al destino poi, perché no? È stato un destino incontrare Sandro Bignante, che in quel tempo faceva il regista, no? Aveva una casa di produzione a Torino. È stato ritrovarlo perché erano stati compagni di qualche corso in università, è stato anche un altro momento decisivo aver trovato su una bancarella sotto i portici di Via Po a Torino il libro di Eugene Smith Minamata, no? Ecco, credo che sia stato quel momento lì in cui ho deciso che volevo fare il fotografo. Quindi all'Ivo di allora dico: bravo Ivo, ti sei comportato bene. Comportati bene, come dico sempre, no? Quando saluto le persone gli dico sempre una frase simile, no? Comportati bene, no? Qualcosa del genere.
State bravi, gli dico sempre, state bravi. Sì, è un po' tutto lì poi alla fine, lo dico in una piccola prefazione che faccio al libro, no? Il destino è qualcosa a cui bisogna seguire, no? Senza rifletterci sopra. Se poi ci rifletti, cominci a vedere i rischi, i pericoli, no? La possibilità di fallire. No, quando il destino ti sfiora, prendilo sotto braccio e accompagnalo. Bene, questo... che è molto affine la fotografia alla letteratura, e in particolare per Ivo Saglietti la fotografia era molto più vicina alla letteratura di quanto non lo fosse con il cinema, che pure è fatto di immagini. Quindi direi che ci sta bene in una società, in un'associazione che si occupa di letteratura e di scienza, e quindi grazie a tutti voi. Grazie. Ringrazio moltissimo l'avvocato Montaldo. Chiedo se ci fosse qualcheduno che ha domande da fare, ha delle curiosità, ha qualche cosa da chiedere. Io ringrazio l'avvocato perché ci ha portato in un mondo complesso, in poche parole, e lo ringrazio anche per avere ricordato Padre Dall'Olio, figura... Io che ho conosciuto una delle volte che era venuto a Genova, ha presentato un libro, direi proprio a Palazzo Tursi, forse una delle ultime volte che lui è venuto in Italia. Mi pare, ascoltando le sue parole, vedendo queste immagini, mi ha ricordato una parte di Tiziano Terzani come approccio alla curiosità del mondo. Posso farle solo una domanda? Lei in esordio proprio... subito ha detto che uno degli incontri importanti di Saglietti è stato Mario Dondero a Parigi. C'erano delle scuole fotografiche, tra virgolette. La domanda, oggi a Genova, per esempio, in Italia, ci potrebbe essere qualcosa di equivalente? Ma allora i fotografi, più che di scuole, la loro scuola era la strada, era andare a bottega e iniziare a fotografare magari dietro a un grande fotografo, oppure semplicemente anche facendosi una cultura fotografica sui libri, come aveva fatto Ivo Saglietti quando era i primi anni a Parigi. Esistono scuole di fotografia in giro per il mondo, in Italia poche, a Genova zero. In particolare non esistono scuole di fotografia che dirigano l'autore verso questo tipo di fotografia. Ci sono scuole che parlano di fotografia, magari ci sono foto di moda, la foto di still life, la foto, altri generi fotografici sono più legati alla cioè si prestano meglio a essere oggetto di studio scolastico. Questo genere di fotografia si impara molto facendola. Il fotoreportage che faceva lui, che facevano quelli della sua generazione, non c'è più in quella forma, perché è cambiato il mondo, il digitale ha stravolto completamente tutto, anche la fotografia è stata stravolta dal digitale, sono cambiate le committenze, sono cambiati gli investimenti che facevano le case editrici, i giornali sui fotografi che mandavano, c'è stato un periodo in cui i fotografi guadagnavano anche questo genere di fotografia guadagnavano anche abbastanza bene. Poi
poi quel mondo è crollato completamente. I fotografi di fotoreportage però ci sono, c'è una nuova generazione che però si è inventata qualcosa di diverso, spesso creano dei progetti loro senza limitarsi ad andare sul posto a fare le foto, anche perché spesso viene molto più facile e più economico per i committenti, per i giornali, ricevere la foto magari scattata col cellulare dal ragazzino che è sul posto, che gliela manda in una frazione di secondo. Il mondo è cambiato. Pensate che quando facevano queste fotografie qua, ma non solo lui, come facevano a mandare da un luogo remoto come poteva essere il Nicaragua, una foresta del Nicaragua, dovevano prendere i rullini, farne un pacchettino, andare all'aeroporto più vicino, trovare qualcuno che per gentilezza prendesse i rullini e li portasse a Miami, dove qualcuno li avrebbe ritirati e portati al giornale, dove sarebbero stati sviluppati, stampati e poi pubblicati. Quindi questo evidentemente erano dei tempi che adesso uno scatta la fotografia e in una frazione di secondo viene mandata alla redazione del giornale, oppure semplicemente anche con un cellulare. Quindi vedete che quel mondo lì è completamente cambiato. Però ecco, per rispondere alla sua domanda, quali fotografie ce ne sono? Ripeto, a Genova c'è qualcosa, ci sono dei circoli fotografici che fanno corsi di fotografia, ma scuole di fotografia vere e proprie no, ce n'è a Milano, ma ripeto, chi fa questo genere di cose o va sul campo dopo un po', oppure va a fare qualche scuola a Londra, in Germania ci sono delle buone scuole di fotografia, negli Stati Uniti. Prego. Buonasera. Buonasera. Senta, è molto interessante quello che lei ha raccontato. Io sono la moglie di Karl Dietrich Bühler, che è un fotografo tedesco che abitava a Genova, che è mancato 3 mesi fa. Però teneva dei corsi di fotografia a Genova, come li teneva Giuliana Traverso, che dimenticarli proprio, devo dire, non credo che sia corretto, perché in particolare Bühler faceva dei corsi aperti agli uomini e alle donne, mentre Giuliana Traverso voleva solo le donne. Sì. E questo era stato una cosa che per molte persone che sono venute ai suoi corsi era stato molto apprezzato. E lui faceva tutto, impostava tutto dei corsi sulla composizione della fotografia, quindi alcune cose che lei ha detto nei commenti li ho ritrovati e mi sono permessa di raccontarle questa cosa. Fra l'altro ho un problema adesso del suo grande archivio che vorrei in qualche modo valorizzare, quindi poi le chiederò qualche consiglio. Grazie. Certo. Grazie del suo intervento, grazie. Allora, per quanto riguarda Ivo Saglietti non ha mai sviluppato e stampato le fotografie, anche perché era sempre in situazioni spesso precarie in cui non era possibile fare, ma quasi tutti quelli che facevano fotoreportage non stampavano le fotografie. Alcuni fotografi curavano anche l'aspetto per esempio Iodice è un fotografo che curava anche la parte di sviluppo e stampa. Spesso i fotografi trovano uno stampatore di fiducia, quindi si affidano alla visione, alla qualità di un determinato stampatore e proseguono con quello stampatore perché sanno
perché si crea un rapporto con lo stampatore che sa che tipo di fotografia il fotografo vuole. Per quanto riguarda il bianco e nero e il colore, è vero e non è vero, nel senso che la fotografia storica viene da bianco e nero, ovviamente, perché il colore nasce soltanto negli anni 40, poi aveva anche delle difficoltà diverse, però ci sono grandissimi fotografi di colore. E qui il discorso colore bianco e nero è un discorso di linguaggio, perché sono due linguaggi un po' diversi. Spesso chi fa bianco e nero non fa il colore e anche viceversa. Poi ci sono fotografi invece che riescono a esprimersi con entrambi i linguaggi, ma sono proprio dei linguaggi. Il colore spesso può essere un elemento di disturbo rispetto alla lettura della fotografia, ma in altri casi invece è un elemento che la qualifica, e ovviamente questo sta alla latitudine del fotografo scegliere una tecnica o l'altra. Certamente i giornali preferiscono la foto a colori, hanno sempre preferito la foto a colori da quando la foto a colori è stata resa disponibile, quindi le prime grandi foto a colori di fotogiornalismo risalgono, c'è stato Life, la rivista Life, che però già lavorava sul bianco e nero, e il periodo in cui è esplosa la fotografia fotogiornalistica a colori durante la guerra del Vietnam, che è stata anche l'episodio, è stata anche la stagione in cui la fotografia ha avuto un ruolo non solo di testimonianza, ma anche di che mosse le coscienze, perché i fotografi intanto riuscivano ad andare sui luoghi dove avvenivano le cose e hanno avuto una tale potenza le fotografie del Vietnam che hanno contribuito poi a quel movimento di massa americano di opposizione alla guerra del Vietnam. Non è più successo nelle guerre successive, anche nelle guerre a parte il fatto che a Gaza i fotografi, per dire Gaza, entrano le uniche foto che vediamo sono foto di fotografi palestinesi, che peraltro ne sono morti più di 200, ma i giornalisti e i fotografi non possono entrare. La fotografia è pericolosa per il potere, è sempre stata pericolosa per il potere, e spesso è stata anche strumentalizzata, perché la fotografia è stato anche sempre un grande strumento di propaganda, perché la fotografia, il rettangolo fotografico, la fotografia è un'operazione a togliere, cioè quello che non c'è nella fotografia la gente non lo vede, e quindi è facile, non dico manipolare la realtà, ma far vedere un pezzo di realtà che è solo il pezzo soggettivo che si vuol far vedere. La fotografia è tutt'altro che oggettiva. È uno dei grandi miti che la fotografia fotografa la realtà. Non è affatto vero. La fotografia è soggettiva, è molto soggettiva. Il tutto sta nel fatto che la fotografia però sia onesta, quindi chi fa la fotografia deve dichiarare in qualche modo da che parte sta, deve essere onesto nei confronti dell'osservatore, ma non si ha la pretesa che sia oggettiva. Certo, senza andare poi nella manipolazione vera e propria, che è un altro discorso, che peraltro si faceva anche prima del mondo digitale, perché ricordate il periodo dell'Unione Sovietica, ogni tanto c'era un leader che spariva dalla fotografia, c'era prima, non c'è più, va bene. E senza pensare al periodo del nazismo, quanto è stata importante la fotografia e la cinematografia. Tutta la propaganda nazista si è fondata sul tipo e sull'attitudine anche di riprendere per esempio Hitler da una prospettiva, in questa è la famosa regista Leni Riefenstahl, che aveva creato proprio una tecnica cinematografica per cui riprendeva Hitler dal basso, facendolo sembrare, aveva un ruolo straordinariamente importante. Grazie. Ancora molte grazie all'avvocato Montaldo. Io devo dirvi che la prossima conferenza sarà lunedì 29 settembre e Michela Chiappalone dell'Università di Genova ci parlerà di neuroingegneria per lo sviluppo di terapie elettroceutiche.
la nuova frontiera della medicina personalizzata. Vi aspettiamo se vi interessa. Grazie.